Eccoci qua, allora ben arrivato, ho sostituito il CAF, l'INAS, Giorgio Crescenzi, responsabile INAS CISL Rovigo, grazie. Buongiorno, grazie per l'invito. Giancarlo Pegoraro, l'INAS, ovvero uno dei nostri uffici tecnici che ci aiutano a spiegare queste materie complesse, ma al di là di spiegarle ad applicarle nella maniera migliore per i nostri iscritti, ma per i cittadini. Quindi chiunque può andare al patronato? Chiunque può andare al patronato, naturalmente noi siamo un sindacato, viviamo di iscrizione, certo, ma è evidente che per legge tutti i cittadini possono andare al patronato. Ci sono, anche qua va detto chiaramente, ci sono alcune situazioni in cui si paga il servizio, ma che è proprio di spese burocratiche, diciamo. Se uno è iscritto al sindacato ovviamente costa zero e trova soprattutto un'assistenza qualificata. E mi preme dire anche su questo, per finire il ragionamento di prima, che le nostre ombre come pensionati sulla finanziaria sono quelle di una scarsa visione sul futuro, del fatto che le nostre pensioni per l'ennesima volta sono state maltrattate, diciamo, sulla rivalutazione, ma anche sul principio, l'ho detto in altre occasioni in questa sede, cioè i pensionati hanno lavorato una vita, hanno la loro pensione adeguata ai versamenti fatti, non hanno rubato, e anche se qualcuno ha una pensione più alta vuol dire che deriva da versamenti regolarmente effettuati. Questo è di un principio non solo culturale ma anche etico, dove lo Stato deve rispettare. La seconda cosa, veloce, chiudo, è che abbiamo la riprova di una politica, dicevo prima, dei due forni, prima fai e dopo vedo se ti do, nel senso che la prossima promessa riforma delle pensioni è ancora in alto mare. Stiamo parlando ancora di situazioni, vedi il quota 103 che è peggiorativa della Fornero e che dura soprattutto un anno solo. Sono situazioni che non possiamo, come dire, tollerare, perché non parlano ai giovani, non parlano al futuro e non parlano, certo, di un lavoro quindi stabile. Creano anche una differenza. In ogni caso, come ho detto prima e chiudo davvero, i nostri esperti ci spiegano, come dire, e poi bisogna andare negli uffici, ci spiegano i contenuti importanti di questa finanziaria. E allora, come si va in pensione nel 2024? Allora, per quanto riguarda le pensioni nel 2024 non ci sono stati grandi cambiamenti. Vediamo la slide 6 intanto. Sì, allora, le soluzioni anticipate che c'erano l'anno scorso, quindi quota 103, APE sociale, opzione donna, vengono tutte prorogate anche per il 2024, però con alcuni correttivi. La quota 103, ad esempio, rimangono i 62 anni di età anagrafica e i 41 anni di contributi, sia da lavoro che i figurativi, anche quelli sono utilizzabili. Dal 2024 però il calcolo sarà solamente contributivo, quindi si va a perdere la quota retributiva che esisteva appunto lo scorso anno, e la finestra di attesa, che era di 3 mesi, passa a 7 mesi. Quindi l'importo massimo però diminuisce, ovviamente, essendo un calcolo contributivo, a 4 volte il trattamento minimo, quindi siamo sui 2.250 euro. Lordi, sì, lordi. Sempre lordi, sempre lordi. Mentre per quanto riguarda l'APE sociale, parliamo sulla slide, è stato inserito 63 anni, ma dal 2024 sono 63 anni e 5 mesi, con un'anzianità contributiva che permane di 30, 32 o 36 anni, a seconda della tipologia di lavoratore, quindi sempre sul discorso se sono invalidi, se sono caregiver, il discorso dei disoccupati, per licenziamento per contratti a tempo determinato e indeterminato, e quindi in questo caso c'è un aumento di 5 mesi per quanto riguarda appunto l'accesso all'APE sociale. Inoltre non è più cumulabile con redditi da lavoro dipendenti autonomo. È possibile solamente svolgere attività da lavoro autonomo occasionale con ritenuta d'acconto entro i 5.000 euro. Chiaro. L'opzione donna, che è quella un po' più opzionabile. Riproposta, come negli ultimi anni, il fatto è che oltre a aver acquisito quelle che erano
già le condizioni introdotte nel 2023, quindi che bisognava appartenere a una delle categorie, quindi gli invalidi civili, caregiver oppure licenziate da aziende di crisi, che erano aziende che erano in crisi, è stata aumentata l'età di 1 anno, quindi per poter accedere bisogna appunto avere un'età di 61 anni che viene diminuita a 60 e a 59 a seconda del numero dei figli che si hanno. Ovviamente i requisiti vanno maturati entro il dicembre del 2023, perché poi c'è una finestra di 12 mesi e 18 mesi. E in ogni caso 35 anni di contributi. Sempre 35 anni effettivi da lavoro, quindi i figurativi non vengono conteggiati. Questo è anche importante. Invece per quanto riguarda il solito modo di andare in pensione, come si va adesso in pensione? Allora anche per le modalità ordinarie cosiddette non ci sono state grosse variazioni, anzi per chi si aspettava di avere delle sorprese positive è rimasto un po' deluso. Infatti permane la vecchiaia ordinaria dei 67 anni e 20 anni di contributi totali comprensivi anche dei figurativi. In questo caso la novità del 2024, che potrebbe essere una cosa interessante per le persone che sono venute gli scorsi anni e non potevano accedervi, soprattutto per quelli che hanno contributi maturati dal 1° gennaio del 96, quindi il regime contributivo, perché prima del 2024 bisognava raggiungere l'importo soglia di 1,5 l'assegno sociale, quindi sugli 820 euro. Adesso possono andare quelli che raggiungono l'importo pari all'assegno sociale, quindi parliamo di 534 euro. Quindi qualcuno che è venuto l'anno scorso non aveva diritto potrebbe quest'anno. Comunque sono sempre cifre da tenere bassucce. Quindi bisogna valutare. Le anticipate, quindi 41 anni e 10 mesi e i 42 anni e 10 mesi rimangono pressoché invariate, quindi viene sempre applicata la finestra di 3 mesi. L'anticipata per pensioni in regime esclusivamente contributivo di 64 anni e 20 anni, anche questa rimane pressoché invariata, viene aggiunta una finestra di 3 mesi e in più cambia l'importo soglia da raggiungere per aver diritto a questa prestazione, perché bisogna raggiungere 3 volte l'assegno sociale, mentre in precedenza era 2,8 l'assegno sociale. Però anche lì in presenza di figli posso abbassare questo vincolo a 2,8 o 2,6 volte l'assegno sociale per vedere appunto se rientro in questa prestazione. Lavori usuranti e precoci, anche lì andrei abbastanza veloce, vengono prorogate entrambe le prestazioni, non cambiano i requisiti, quindi è possibile comunque accedere dal 2024 nelle medesime condizioni, quindi rimangono appunto invariate. Ecco, c'è stato un dibattito sulle pensioni della sanità, quelle dei medici, no? E anche quelli degli enti locali. Che cosa si è divenuti? Sì, purtroppo per i sanitari e gli enti locali c'è stata una sorpresa, che sorpresa non è stata tanto perché comunque se ne è parlato molto spesso nel corso del 2023, perché chi lavora in questi settori, quindi sanitari e enti locali, e matura i requisiti pensionistici nel 2024 per pensioni anticipate, quindi parliamo di 41 anni e 10 mesi per le donne, 42,10 per gli uomini, o precoci, quindi con i 41 anni, e vanno in pensione con queste forme prima del compimento del limite ordinamentale dei 65 anni, l'importo pensionistico potrebbe subire una decurtazione. Perché? Perché praticamente dal governo è stato previsto un abbassamento delle aliquote di rivalutazione, che sono dei coefficienti, dei numeri che vengono utilizzati per il calcolo del sistema retributivo. Quindi per chi ha contribuzione inferiore a 15 anni al 95, purtroppo potrebbe avere delle sorprese, perché abbassando la quota retributiva potrebbe perdere. E allora anche qui ancora di più andare alle sedi INAS, perché sono tutte per cose verificare, anche perché noi abbiamo la possibilità di fare delle simulazioni di importo per vedere da
qual era l'importo fino al 2023, passando al 2024 se ci può essere appunto una diminuzione o meno, perché non è che in tutti i casi succederà questa cosa. E altra cosa che è stata inserita sempre per i dipendenti pubblici è che comunque la finestra dei 3 mesi che era prevista verrà aumentata solamente per queste tipologie di lavoratori di 4 mesi nel 2025, di 5 mesi nel 2026, di 7 mesi nel 2017 e poi si passerà a 9 mesi per gli anni futuri. Dopo il 2027. Sì, dopo il 2027. Quindi attenzione. L'altra cosa, qua possiamo vedere la slide 8, è l'assegno di inclusione, che sostanzialmente è la novità di quest'anno, giusto? Sì, per cui c'è una corsa in questi periodi. Qua. Sì, l'assegno di inclusione cos'è? Praticamente è la prestazione che va a sostituire il reddito di cittadinanza. Vediamo appunto a chi è destinato a nuclei con figli minorenni, con persone con disabilità, con persone con almeno 60 anni nel nucleo familiare, componenti in condizioni di svantaggio. Per condizioni di svantaggio significa che devono essere soggetti inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari, e quindi ci deve essere anche una certificazione che attesti, altrimenti non è possibile presentare domanda. Le altre condizioni sono i requisiti di cittadinanza, può essere richiesto sia a cittadini italiani che extracomunitari con il permesso di lungo soggiorno, e la residenza deve essere 5 anni di residenza in Italia con un minimo di 2 anni, degli ultimi 2 anni devono essere continuativi di residenza in Italia. Un ISEE deve essere, di cui parlava prima appunto il collega del CAF, l'ISEE inferiore a 9.360 euro, e poi devono aderire a un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa, quindi devono seguire comunque dei corsi eccetera per rimettersi in gioco in ambito lavorativo. Però sì. Non dura più di 18 mesi comunque. Allora la durata è 18 mesi come succedeva per il reddito di cittadinanza e può essere per il momento prorogata una sola volta per ulteriori 12 mesi. Ecco, l'abbiamo già detto il collega, però reputo sia anche importante ricordarlo, i congedi parentali, sì, anche qui per le famiglie, e i bonus nido. Vediamo la slide 9. Sì, per le famiglie appunto le due diciamo, modifiche sono state fatte o implementazioni, e il congedo parentale, per cui era già previsto per il 2023 che ci fosse il primo anno entro i 6 anni di vita del bambino, il primo mese di congedo parentale o maternità facoltativa, era già stato innalzato all'80%. Per il 2024 anche il secondo mese, sempre usufruito entro 6 anni di vita del bambino, viene anche in questo caso retribuito all'80%. Infatti la normativa è previsto che ci sarà l'innalzamento per il secondo mese al 60%, quello entrerà poi effettivamente dal prossimo anno. Per quest'anno è previsto l'80%. Però bisogna per chiedere il congedo parentale, sì, cosa bisogna fare? Bisogna ovviamente aver terminato la maternità obbligatoria entro il 31 dicembre 2000 e non entro il 31 dicembre 2023, quindi tutte le maternità obbligatorie 5 mesi che scavalcano il 2023 e sono nel 2024, in quel caso lì i genitori possono usufruire, certo, di questi 2 mesi all'80%. Se invece dovesse finire prima, se è finita prima la maternità obbligatoria, purtroppo non possono usufruire. Comunque è sempre entro i 6 anni di vita del bambino. Ultimissima cosa, la ribadiamo, importante, bonus asilo nido, un incremento di 2.100 euro per ogni figlio successivo al primo. Il governo ha stanziato dei fondi aggiuntivi per incrementare il bonus asilo nido, che è questa prestazione che va a supportare le famiglie che hanno figli che frequentano l'asilo nido, e viene appunto incrementato di 2.100 euro annui per ogni figlio successivo al primo, e appunto il figlio deve avere meno di 10 anni. Anche qui per spiegare bene è meglio venire da voi, sì, è meglio venire da noi per essere più chiari. Sì, assolutamente. E comunque anche in questo caso è previsto un limite ISEE di 40.000 euro, quindi ovviamente bisognerà fare riferimento ai colleghi del CAF. E quindi ancora di più andare al CAF per fare l'ISEE. Sì, ovviamente sì, perché comunque parliamo di 2.100 euro di incremento.
Benissimo, Giorgio Crescenzi, responsabile INAS CAF di Rovigo, grazie, è stato bravissimo. Abbiamo fatto una sintesi estrema. Battuta di chiusura, Giancarlo Pegoraro. Niente, speriamo appunto che queste spiegazioni possano essere utili, ma soprattutto facciano capire, illuminare più che altro sulle problematiche, la nostra gente, ma i cittadini, ad andare nel nostro, in questo caso, patronato INAS o al CAF CISL, perché come hanno sentito e abbiamo sentito sono materie delicatissime dove qualcuno anche a livello personale potrebbe rimetterci o perdere. Perché tanti fanno dei calcoli, io ho sentito, io sono arrivato al momento, no, esatto. Non è così, ci sono degli algoritmi particolari. Sentiamo molte cose, per esempio, ma in buona fede, le faccio un esempio banale, qualche signore o qualche signora che dice ma io lavoro da 45 anni, è vero che lavora da 45 anni, ma il problema è se ha versato i contributi. Per cui ci sono amare sorprese, è bene andare prima a certificare queste documentazioni e questi fatti. Per avere la propria posizione pensionistica basta avere il codice fiscale? Copia della carta d'identità, codice fiscale, si firma il mandato di assistenza al patronato e noi possiamo vedere tranquillamente verificare la posizione assicurativa. Perfetto, questo è importante. Politicamente pensate di fare qualche cosa? Noi stiamo, allora, vede, noi non è che stiamo aspettando qualcosa, eravamo ben consci e consapevoli che la finanziaria era delicata e con poche risorse. Ripeto però, siamo davvero stanchi di una manfrina elettorale, la chiamo così, che vale però per questo governo ma per altri che si sono succeduti, dove sostanzialmente si ragiona di pensioni, di finanziarie, di futuro in maniera spot elettorale. Non va bene e lo dimostra quello che dicevo poc'anzi, cioè non avevano i soldi per far tutto, hanno rimesso dentro alcune tassazioni per recuperare parzialmente quei milioni. Non va bene. Assolutamente. Giancarlo Pegoraro, segretario regionale FNP Veneto, grazie di essere stato qui con noi, grazie a Riccardo De Stefani che è stato qui presente, che è per il CAF CISL, Padova Rovigo, Giorgio Crescenti, grazie anche a lei, responsabile INAS CISL. Andate presso le sedi, avete visto i numeri telefonici, prenotate un appuntamento 800 249 307 per quel che riguarda i patronati e la sede, anche il CAF, e dopo andate alla sede dell'FNP CISL dove possono indirizzarvi al meglio per tutte le questioni. Grazie cari telespettatori di averci come sempre seguito, aver partecipato, mandateci i vostri messaggi, lasciateli in segreteria, i WhatsApp, poi noi li giriamo naturalmente, o anzi vi invitiamo poi a rivolgervi direttamente alle persone competenti dell'FNP CISL. Grazie ancora, buon proseguimento. Grazie a voi.